Eccoci dalla Belbote Arena di Tombolo, la giornata delle finali delle coppe di delegazioni. Salutiamo gli amici a casa. Stefano Testoni a raccontarvi con le immagini di Futsal Veneto TV la prima sfida tra Promo e Romano. Squadra è pronta ad entrare in campo con il numero 17 Roberto Da Ponte. Il tiro di Zannoni è proprio Da Ponte e poi la rete del vantaggio sulla ribattuta del Promo che trova l'1-0, una ribattuta importante. La firma, vediamo se si gira, se mi dà il numero di Andrea. Ancora un laterale, palla dietro per Zannoni che scarica un destro che fa tremare la traversa, che aspetta il movimento di Suesco. Da lei il pallone per Zannoni, lasciato solo. Zannoni lo addomestica, bravo, chiude la diagonale ancora Zannoni, Steven Zannoni, il 2-0 della Promo. Ha vinto un rimpallo la squadra di mister Solder, poi Zannoni non si è fatto pregare due volte, con un sinistro chirurgico è andato a battezzare l'angolo lontano. Ottimo qui lo scambio non voluto con Martini e poi Zannoni che ha messo dentro la palla, va a batterlo girando il pallone dalla parte opposta per il numero 4. Attenzione qui Da Ponte, fermo tutto quanto e poi il tiro, c'era Da Ponte a terra, vicinissimi al tris quelli del Promo. La risposta di Asamoah, bravissimo Borotto dalla vecchia, battuta già dal Romano che recupera ancora una nuova rimessa laterale, palla messa in mezzo, arriva Bonazzo, il tiro in questa sfida. Punizione, la prima intanto battuta, il pallone che resta fermo lì e poi il gol che la riapre di Matteo Ferraro. Si è addormentata la difesa del Promo, il pallone è rimasto lì, mi sembra sotto le gambe, lo rivediamo nel play di Teddy Busato, mi sembrava fosse lo scambio per Bonazzo, si fa vedere Bordignon, Bonazzo va a calciare, il pallone resta lì e poi il tap in. Mi sembrava fosse anche quasi clamorosa la deviazione, forse però l'ultimo dove era stato proprio Rexepai. Va a terra, il pallone che resta lì, Asamoah, lo scambio con Bonazzo che va sul fondo, poi calcia Zannoni, l'ollato per Martini, la puntata sul primo palo per lui perché cose da evitare. Palla in mezzo per l'inserimento di Marco Lollato che deve mettere San Martino di Lupari. In caso di vittoria sicuramente, attenzione, ottima risposta a tenere in considerazione. Palla scodellata con il petto, la tiene viva Edi Farronato che protegge, si gira Edi Farronato, il pallone che rimane in campo. Asamoah a calciare, la giornata è lunga, magari qualche bella sposa possa scrivere il test intanto in tutta velocità. Arriva, lascia l'incombenza del pallone a Martini aveva cercato di chiudere la diagonale, capisci quanto Gorgi può ripartire allora il Promo. Gorgi dalla parte opposta, il gol chiuso benissimo da Daniel Tognato che firma il 3-1 al quinto minuto, azione da manuale quella del Promo che rivediamo, due passaggi, un tocco in più di Andrea Gorgi però ad aprire in modo perfetto sul secondo palo. Il pallone viene invitato Bordignon, però lo perde, riparte contropiede con Musato, Rex poi il secondo palo, Da Ponte città Martini che supera già la linea di metacampo. Martini, lo scambio con Asamoah, si fa vedere Bordignon che non riceve il pallone, Asamoah di testa sua va sul fondo, c'è però il Borotto dalla vecchia di movimento per alzare il baricentro d'attacco. Palla intanto per Bordignon sulle corsie di destra, Bordignon una serie di fitte, Bordignon va sul fondo, mette in mezzo un pallone. Sponsor il team Giorgione che ospita qui alla Belbote Arena anche queste finali. Palla in mezzo, il tiro che lo tiene vivo, viene raddoppiato, palla per Meneghello, il pallone tocca lì, ha un po' di fortuna ma anche bravura, intenzione tanto all'ollato, lo scambio per Martini che va a scodere. Anticipo di Zannoni che va via in velocità, Zannoni, Da Ponte dice di no ed incita i suoi tifosi. Zannoni immediatamente venerdì prossimo nel campionato che sta conducendo, quindi intanto palla in mezzo, Borotto dalla vecchia, poi a calciare lontano, si prende soltanto il corner, volevano una palla fuori, tanto palla in gol che la riapre di Emilia Cupi al 30° minuto, 3-2 per il Promo, ma la riaperta al Romano.
e Zannoni, ancora pochi secondi ma arriva il triplice fischio finale che porta il promo sul tetto di Serie D della sezione di Treviso. Vince la squadra di San Martino di Nuvoli per 3-2 sulla capolista romano. La finale che ha regalato delle forti emozioni e riempitela di birra e portatene qua anche a Stefano Testoni che ha raccontato questa prima sfida con immagini di Futsal Veneto TV. Torneremo